Venerdì 22 marzo 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo, in questo caso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. Andiamo immediatamente a pagina 1. La notizia, lo avete comunque già visto dall'approfondimento, riguarda il turismo in Veneto. Questi i dati: turismo veneto da record, in un anno 72 milioni di presenze, la montagna fa segnare un più 13%. Zaia, presidente della regione: cresceremo ancora. I dati definitivi del 2023: dall'estero il 70% degli arrivi, Germania, Austria e Stati Uniti le nazioni più affezionate, flessione degli hotel. Il 2023 è stato un anno da record per il turismo in Veneto, l'anno migliore del secolo, ma che il migliore della storia, commenta un incontenibile Luca Zaia. I numeri in fila raccontano questo: 21,1 milioni di arrivi e 71,9 milioni di presenze spalmate nell'arco dei 12 mesi, dal mare alla montagna e dai laghi alle città d'arte. Sono i numeri della regione più turistica d'Italia, l'altra sentenza del presidente, e tutte le cifre sono superiori al 2019, l'ultimo anno del boom pre-pandemia. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 2. E sempre a proposito di turismo, Enit, un patto tra le terre alte, i giochi spunto di sostenibilità. Si è parlato di montagne e giochi al congresso del turismo sulla neve. L'Enit lancia un patto tra le destinazioni montane. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 4. Stime oltre i numeri pre-Covid, gli aeroporti SAVE guardano l'estate, passeggeri in crescita del più 5%. Nelle cronache, ospedale di Cortina, se ne è parlato nell'edizione di ieri del Corriere delle Alpi. Questa è la risposta di Dalben, commissario dell'USL numero 1 Dolomiti, alla GVM, sia al confronto, ma ricordatevi degli impegni. USL 1 pronta al confronto con GVM sull'ospedale di Cortina, ma non a subire degli ultimatum. L'approfondimento di De Barba a pagina 31. La campagna fiscale, corsa a 7.30, agende dei CAF con 24.000 appuntamenti. Il CAF delle ACLI ha già aperto gli sportelli, dopo Pasqua tutti gli altri. L'approfondimento di Paola Dalanese a pagina 17. La Mon, cantiere sbloccato, riprendono i lavori alla Galleria Palarossa. Riparte il cantiere della Galleria Palarossa sulla strada regionale 50. L'impresa Geo Vertical ha preso possesso dell'area. L'approfondimento di Milano a pagina 24. E la foto di copertina è dedicata allo sport curling, grande prestazione delle azzurre ai mondiali in Canada, battuta anche la Norvegia. Ital Cortina super playoff con 3 d'anticipo, la concentrazione dell'ampezzana Giulia Zardini Lacedelli per il rilascio della Stone, che vediamo appunto in questo scatto. L'approfondimento a firma di Michiel lo troveremo a pagina 36. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, ed entriamoci al suo interno. La notizia in primo piano riguarda il turismo nella nostra regione. Siamo a pagina 2. Turismo 2023, anno record per il Veneto. In un anno quasi 72 milioni di presenze, più che nel 2019 pre-pandemia. Il presidente della regione Zaia: dobbiamo abituarci a flussi destinati a crescere ulteriormente. Nell'arco dell'anno sono stati registrati 21,1 milioni di arrivi, sono i numeri della regione più turistica d'Italia. Soltanto il 30% dei turisti è italiano, la maggior parte degli arrivi si conta da Germania, Austria e Stati Uniti. Gli arrivi sono cresciuti del 16,1% rispetto al 2022 e addirittura del 4,3% rispetto al 2019, ultimo anno prima del Covid. E diamo uno sguardo quindi al turismo in Veneto in questa tabella, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube. Veneto, arrivi in milioni sono stati 21,1, le presenze 71,9, un più 16,1% tra il 2022 e il 2023, un più 9,1% delle presenze. Il confronto prima del 2019, un più 4,3% per quanto riguarda gli arrivi e uno 0,2% per quanto riguarda le presenze. E la montagna, ecco i numeri che interessano prettamente la provincia di Belluno, terra delle Dolomiti, terra di montagna della regione Veneto. Gli arrivi sono stati 1,3 milioni con presenze pari a 4,5 milioni, un aumento quindi del più 15,3% di arrivi e un 13,3% di presenze tra il 2022 e il 2023, e un confronto sempre prima del Covid, siamo nel 2019, c'è stato un aumento del più 11,7% di arrivi e un più 6,6% di presenze.
La sostenibilità chiave del turismo. Enit lancia la task force montagna. Priante al congresso dell'industria della neve Milano Cortina, occasione di sviluppo sostenibile. Sulle Dolomiti un pieno di stranieri, Grigoletto vogliono sciare sulle piste degli Assi, e diamo sempre uno sguardo in merito al turismo sulla neve, comprensori dello sci nevati e fiumi veneti gonfi d'acqua. Nuove precipitazioni bianche previste tra domani e domenica, ma lo studio sul lungo periodo indica l'alterazione della flora alpina. Il riconoscimento, lo chef Massimo Tremè, ambasciatore del gusto, confermato il Bon Tailleur, notizia quindi che interessa sempre la provincia di Belluno. Ma continuiamo con le notizie dedicate al territorio bellunese, passiamo quindi a pagina 17, è il momento della campagna fiscale 2024, questo è il titolo a piena pagina, denuncia dei redditi, agende già piene, oltre 24.000 appuntamenti segnati. I CAF ACLI già attivi, quelli di CGIL, CISL e UIL e Coldiretti partiranno dopo Pasqua, banco di prova per il modello semplificato. E questi sono i numeri per quanto riguarda la provincia di Belluno: 140.000 i contribuenti in provincia di Belluno, la maggior parte dovrà recarsi in un centro fiscale per compilare il modello 730, la scadenza è il 30 settembre. 21.000 monta a 21.000 euro il reddito medio dei bellunesi, sono 6.000 i cittadini che hanno già preso appuntamento al CAF CISL della provincia di Belluno, sono 18.000 gli appuntamenti già segnati nelle agende dei 4 CAF CGIL di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve. Il 2 aprile, subito dopo Pasqua, apriranno gli sportelli per la dichiarazione dei redditi i centri di assistenza di CISL e UIL e Coldiretti. E ancora 29 aprile la CGIL sarà l'ultima grande organizzazione a partire. Un ulteriore approfondimento, sempre a firma di Paola Dallanese: diventa dura trovare operatori che vogliono lavorare più di 4 ore. I centri di assistenza ogni anno sono in difficoltà nel reclutamento. L'allarme del CAF CGIL: si abbassa il livello di competenza. Siamo a pagina 19, Angelini e Isbrec non traslocheranno, bozza di accordo tra Fondazione Cariverona e Comune per il diritto di superficie per 30 anni e contributo ai lavori. L'articolo a firma di Alessia Forzin. Fondazione Angelini e Isbrec rimarranno all'ex Monte di Pietà. Il Comune al momento non ha trovato un'alternativa per lo spostamento delle due realtà. Gli immobili di proprietà pubblica che sono stati visionati non hanno le caratteristiche necessarie per ospitare la quantità di volumi e documenti che costituiscono il patrimonio della Fondazione Angelini e dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Il sotterraneo delle Gabelli è troppo umido, mentre a Palazzo Crepadona c'è un problema con il carico antincendio che, con la ristrutturazione di cui è stato oggetto l'edificio, è stato studiato solo per ospitare i volumi della biblioteca. Non è possibile collocare alla Crepadona altra carta, semplificando. Longarone Fiere, riflettori sul gelato, c'è il premio Pocchiesa, l'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 16 a Longarone, proprio in occasione di Agrimont, premio organizzato da Longarone Fiere e anche dalla nostra associazione, l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Siamo a pagina 20, il caso scavi per la fibra, rattoppati Malero con asfaltate o fermiamo i lavori. L'assessore forza la mano con le società dei cantieri, ho incontrato una prima azienda, interverrà presto. Multe per 350.000 euro non pagate al comune e riscossione coattiva, notizia sempre che interessa il capoluogo bellunese. Spostiamoci invece a pagina 21, ancora dal capoluogo, Lupo 1 e la convivenza con il predatore in Veneto. Folto pubblico per la proiezione del film di Bruno Bozz e Ivan Mazzona, Belluno in Sala Bianchi. I due documentaristi hanno seguito per un anno le migrazioni di un branco sul Grappa. Nuoto paralimpico, i magnifici 4 sul podio di Lignano, Iannetti in azzurro. E continuiamo a sfogliare le pagine del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 23, fatto di cronaca giudiziaria, blocca i social alla ragazza e la maltratta per 6 mesi nel vortice di alcol e droga. L'iniziativa Notizia di Spalle, spettro dell'autismo, un nuovo corso di Società Nuova e USL. E continuiamo con le notizie da Feltre, pagina 24, siamo nel Feltrino, in questo caso Lamone è il comune che apre la sezione del Corriere delle Alpi dedicata al Feltrino. Riprendono i lavori alla Galleria Palarossa. Balzano, recupereremo il tempo perduto. Ieri pomeriggio l'impresa trentina 4 Streets ha spostato il mezzo che impediva l'accesso al cantiere e liberato l'area. Geo Vertical monterà degli spazi attrezzati a dormitorio per dare continuità ai turni. E continuiamo con pagina 25, occupazione, cassa integrazione alla Piave Maitex, preoccupazione tra gli 80 lavoratori. Fontana della Fictem CGIL, relazioni sindacali ai minimi, situazione tesa per la mancanza di un piano industriale.
Cesio Maggiore alle 20:30, Energia e Gas, serata all'ex scuola di Cannes, l'appuntamento è alle ore 20:30. E sempre da Cesio Minore, l'ira dei residenti per il letame sulle strade, incontro con l'amministrazione. E adesso si parla di sanità, pagina 26, medicina dello sport, numeri in ripresa, ma è necessario un secondo medico. Ciccarone, avanti con il progetto sull'obesità pediatrica, mi auguro che l'azienda lo faccia diventare organico. Piccolo ambulatorio, dalle grandi prestazioni, risolti anche casi molto complicati. E domani a Santa Giustina, in bici da Gravazze a Salmenega, si inaugura il tratto da 2 milioni di euro. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il sottopasso alle Gravazze, che è parte integrante del tratto realizzato. Siamo a pagina 27, la casa di Noè, un'oasi per animali annual, niente gabbie, stanze calde e accoglienti. Anna Sanvido e il marito Filippo Loddo stanno sistemando 3 strutture abbandonate per realizzare il loro sogno. Borgo Valbelluna, al plesso di Mel, aula informatica super potenziata grazie alla RAM. E ancora un vocabolario iperlocale, 300 pagine di parole di Trichiana, Mel e Lentiai. Presentato il lavoro di Ernesto Isotton. Passiamo a Ponte nelle Alpi con pagina 28, la salute si radica sul territorio, ecco l'infermiere di prossimità. Il servizio attivo da mercoledì con l'ambulatorio sistemato a Col di Cugnan, orari flessibili, si parte da 30 utenze ad operare il personale delle Case del Sole. Chies dal Pago costerà 100.000 euro l'operazione di recupero del vecchio cimitero, progetto esecutivo approvato, i soldi per la quasi totalità saranno dati dalla provincia, il sindaco d'Alborgo è chiuso ma comunque lo curiamo. E sempre dall'Alpago, il rosa in vetrina per festeggiare il Giro, si cercano adesioni. Fatto di cronaca che ci porta ad Agordo, siamo a pagina 29, autobus danneggiati, 2 ragazzi in tribunale, vandalismi alla stazione, un conto da 4.000 euro, gli autori sarebbero stati individuati, Dolomiti Bus non è nel processo, la prima udienza davanti al giudice è in calendario per il mese di luglio. Bribano Cencenighe, ciclabile ai Castei, niente più ponte sul Cordevole. Veneto Strade si è detta pronta a rimettere in sicurezza il tratto, sempre a rischio di frana. Il costoso progetto alternativo torna nel cassetto. E continuiamo con Cortina, pagina 31, ecco un aggiornamento in merito alla situazione dell'ospedale di Cortina. Questa è la risposta del commissario dell'USL numero 1 Dalben, aperti a confrontarci sul Codivilla, ma GVM ha assunto impegni e rischi precisi. Il commissario dell'US numero 1 Dolomiti respinge le contestazioni di Livio Tronconi, vicepresidente dell'operatore privato. Il partner non ha mai presentato un nuovo piano finanziario né ha documentato il disequilibrio. Abbiamo chiesto la loro collaborazione per le Olimpiadi, anche per questo la regione è stata in sopralluogo. E ancora l'azienda sanitaria rifiuta l'ultimatum e le contestazioni di ritardi e silenzi. L'intervista in questo caso è firma di Stefano De Barba, ieri invece l'intervista di Vietina appunto al vicepresidente di GVM, parliamo di Livio Tronconi. Siamo a pagina 32, sempre da Cortina, fallimento delle prosciutterie, 2 offerte per riaprire i locali, il futuro di LP26 e Villa Sandi legato all'esame dell'offerta più vantaggiosa. I legami hanno presentato reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale. Notizia di spalle, medico superiore morto in moto, disposta una perizia cinematica. Sono tanti i nodi da sciogliere in merito alla dinamica dell'incidente mortale avvenuto mercoledì lungo il Terraglio, nel quale ha perso la vita il 70enne Elvio Ribul Mazzola, originario di Padola di Comelico Superiore. Dopo l'immediata apertura di un fascicolo per omicidio stradale, ieri il PM Massimo De Bortoli ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del furgone food truck coinvolto nel sinistro con la moto su cui viaggiava Ribul Mazzola. Pieve di Cadore, 200 giovani in piazza per le vittime delle mafie. E continuiamo con Auronzo, 5 milioni per rifare l'incrocio tra strada statale 48 e strada provinciale 532. Dalla rubrica Cultura e Società siamo a pagina 33, lezioni di storia, Berlino, il muro, le storie della guerra fredda, città di spie, fughe e terrorismi internazionali. Valentina Lomellini, domenica al Teatro Verdi di Padova, condurrà l'ultimo incontro del ciclo curato dalla Terza, dedicato alle capitali culturali. Dalla rubrica Giorno e Notte, da Belluno a Pieve di Cadore, sabato a teatro in mezza provincia, Rasai l'omaggio a Lucio Dalla, weekend da palco assicurato, anche commedie e spettacoli tutti al femminile, a Mella, l'ex chiesa di San Pietro, di scena ci sono le storie de casa nostra. Cortina Teatro, torna Saranno Famosi, a Cortina il musical sulla scuola dei talenti.
E adesso passiamo allo sport. Belluno-Feltre, derby dal Ponte e Bergamo leggono la gara più bella. Ovviamente in questo caso parliamo di rugby. Calcio giovanile è un torneo delle regioni a forti tinte bellunesi, sono 6 i convocati. E ancora la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi, curling i mondiali femminili in Canada, Italia da urlo, playoff conquistati con 3 gare di anticipo. Hockey Alps League, gara 2 di semifinale, il Cortina si riscatta e impatta la serie. Un secondo drittel perfetto regala la vittoria a Salisburgo. Domani all'Olimpico si torna subito in campo per gara 3. Sci, campionati italiani Children, Zanardi piglia tutto in slalom e combinata, Mollin sfiora il bronzo per un solo centesimo. Sci alpino, riecco Sofia, la Goggia fa il punto a 45 giorni dalla tibia frantumata, è stata durissima ma tornerò anche questa volta. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà di giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso con nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina. Di pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto. Di sera leggere e moderate diminuzioni della nuvolosità. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.